Noi ci troviamo nello studio medico del dottor Franco Pisetta. Io ricordo il presidente, proprio Franco Pisetta è il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, quindi una persona titolatissima per parlarci di influenza stagionale che sta coinvolgendo, come dicevate appunto dallo studio, in principal modo insomma i bambini, e poi pian pianino si trasferisce verso i vari genitori, quindi gli adulti, il mondo del lavoro, insomma a macchia d'olio. Chiediamo subito a lei, Presidente, com'è la situazione appunto nel nostro territorio e che cosa insomma consiglia di fare. Allora, il numero di bambini ammalati in questo periodo è decisamente elevato. Siamo tutti noi pediatri giornalmente assaliti da un numero enorme di telefonate, un numero enorme anche di visite che dobbiamo svolgere. A questo proposito vorrei rivolgere anche ai genitori una richiesta di avere un po' di pazienza. Se lo studio del pediatra è sempre occupato, è perché abbiamo numerose, tantissime chiamate, quindi con un po' di pazienza cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze dei nostri assistiti. Abbiamo delle epidemie anche di tipo diversificato, la principale è un'epidemia caratterizzata da una febbre molto elevata, con tosse, mal di gola, malessere generale, probabilmente di tipo influenzale, simile-influenzale, ma ci sono anche delle epidemie caratterizzate da sintomi prevalentemente gastrointestinali, con vomito, diarrea e febbre anche in questo caso. La durata è variabile, ci sono alcuni casi che si risolvono nel giro di 2 o 3 giorni, ma altri che proseguono anche per una settimana intera con febbre elevata. In questo caso ovviamente cerchiamo appunto di essere di supporto ai genitori, facendo anche la visita in ambulatorio naturalmente, usufruendo anche del self-help diagnostico di cui disponiamo, e principalmente innanzitutto la diagnosi differenziale nei confronti del Covid con il tampone rapido che la maggior parte di noi ormai fa nei propri studi e che poi è diventato anche di uso abbastanza comune nelle famiglie e che quindi dà anche una certa indicazione. E poi di fronte ad una febbre persistente, di diagnosi anche difficile da differenziare fra una forma virale e una forma batterica, usufruiamo del test del PCR, la proteina C reattiva, che è un indice importante di infezione, che ci dà un ulteriore aiuto nella diagnosi o perlomeno nel sospetto diagnostico della situazione febbrile. Sono accorto di averla chiamata Presidente, segretario regionale, mi perdoni. Segretario regionale, le voglio chiedere, effettivamente avete appunto questa difficoltà di capire, di individuare appunto Covid o influenza stagionale che sta mettendo anche un pochino in difficoltà le varie strutture sanitarie del Veneto. Ma come mai anche nel caso del Covid i bambini, sappiamo, si riammalano velocemente, cioè ci sono bambini che stanno a casa più settimane nell'arco di un mese, cioè tornano all'asilo piuttosto che a scuola e dopo poco ritornano ad ammalarsi? È perché effettivamente le nostre difese immunitarie a causa dei famosi 2 anni di pandemia si sono così drasticamente abbassate o è altro perché questa influenza è molto forte? No, diciamo che nei 2 anni di epidemia ovviamente sono state messe in atto dei provvedimenti tipo la mascherina, il distanziamento, che ovviamente impediva il contatto e quindi impediva anche il contagio non solo del Covid ma anche di tutte le altre malattie virali ovviamente. Per cui per almeno 2 anni, ad esempio nel 2020, nella stagione 2020-2021, e anche nell'inverno del 2020 praticamente l'influenza non si è vista. Proprio per questo motivo, perché appunto c'erano dei provvedimenti che impedivano il contatto. Quando si è ovviamente riaperto, come naturalmente si doveva fare, ma insomma si è riaperto in maniera totale come adesso, si riprende come prima, tornano i virus a circolare. tenendo conto che un bambino più si ammala, nel senso che dopo un'infezione virale vi è una naturale riduzione delle difese immunitarie. Per la ricomposizione del sistema immunitario adeguato ci vorrebbero anche 15 giorni, quindi
credo che fare o proporre una convalescenza di 15 giorni nel contesto attuale sia decisamente impossibile. Però il bambino torna all'asilo o a scuola e si riammala perché le sue difese ancora sono basse. Dottore, le posso chiedere quindi come schermo, come scudo importante le vaccinazioni che stanno finalmente prendendo piede, insomma le persone hanno capito che tutto quello che era stato detto purtroppo durante la pandemia era carta straccia e hanno ritrovato fiducia nelle vaccinazioni che servono anche, ricordiamolo, per l'influenza stagionale. Certo, la vaccinazione contro l'influenza è il rimedio principale che abbiamo a disposizione. Anche per i bimbi? Specialmente per i bambini, Che età? specialmente. Da 6 mesi in avanti i bambini possono essere vaccinati, anzi dovrebbero essere vaccinati. I bambini sono la categoria di popolazione che si ammala di più per influenza. Se la media dell'influenza nell'adulto può essere del 5% più o meno, la percentuale 5 per 1000, la percentuale invece dei bambini arriva al 28, al 30 per 1000, per cui Influenet parla di addirittura 13 su 1000 in questa epidemia influenzale. Per cui diciamo che coloro che diffondono la influenza sono proprio i bambini ed è sui bambini che dovrebbe essere rivolta la maggiore attenzione per la vaccinazione. La campagna che stiamo anche noi facendo su input sia delle strutture sanitarie nazionali ma anche di quelle regionali e aziendali è quella di impegnarci specialmente nella vaccinazione dei bambini da 6 mesi a 6 anni. Cerchiamo di fare tutto quanto è possibile, ma va ricordato a tutte le famiglie che c'è ancora tempo per vaccinare, almeno fino a Natale e anche dopo, anche se l'epidemia fosse già cominciata. Effettivamente i dati ci parlano, le chiedo una conferma e poi cedo la linea allo studio su un'anticipazione per quanto riguarda il boom di influenza, insomma, cioè di un mese, insomma il picco a Natale? Ma non sappiamo se questo sia proprio il picco, no? Perché vedendo come sta andando la situazione, diciamo che di giorno in giorno, di settimana in settimana, la diffusione non si riduce ma sta aumentando. Quindi probabilmente avremo ancora la diffusione dell'influenza per parecchie settimane. Io ringrazio il segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, il dottor Franco Pisetta. Da Abano è tutto, se non ci sono domande a voi la linea.